stiamo parlando della Pedemontana Veneta, quindi confermo la firma e molto probabilmente, se non aumenteranno ancora di più le adesioni, che sono quasi 200, si farà a Palazzo Balbi. Il governatore Zaia dunque conferma l'arrivo giovedì a Venezia del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che firmerà il protocollo di sicurezza contro le infiltrazioni mafiose. Sottolineo che da quando l'abbiamo presa in mano, dice Zaia, cioè dal 1 gennaio 2017, quando è diventata regionale, abbiamo coinvolto Corte dei Conti, Avvocatura dello Stato e ANAC. Quelli che dicono che c'è polvere sotto il tappeto mi dicano dov'è. Con il ministro Toninelli, continua Zaia, ho avuto un bell'incontro e abbiamo parlato di tante partite. Penso che la Pedemontana non sia al centro delle questioni, ma bisogna spiegare ai cittadini che il dibattito politico si deve tradurre in opere. Fare oggi delle revisioni, ha spiegato ancora Zaia, significherebbe una spesa di miliardi in più, e non si dica che sono innamorato della Pedemontana, l'ho dato in mano ai tecnici perché mi sembrava onesto che fosse valutato tutto. Oggi nessuno ha 2 miliardi e 258 milioni il costo dell'opera, che è pubblico come tutto il resto, ha aggiunto il governatore, che poi ha concluso: se si partisse adesso, per realizzarla o ci vorrebbe un finanziamento nazionale o un accordo di concessione o l'introduzione di nuove tasse per fare infrastrutture. Dunque l'arrivo a Venezia del ministro Salvini segna di fatto un'accelerazione nell'opera. Salvini, che arriverà a Palazzo Balbi dopo essere stato indagato dalla Procura di Agrigento per il caso della nave Diciotti. Firmo volentieri con il ministro Salvini. Il ministro Salvini, a mio avviso, è sotto inchiesta ingiustamente, visto e considerato che viene indagato un ministro semplicemente per aver fatto il ministro. Voglio ricordare che a nostro avviso non c'è stato nessun sequestro di persona. Chiunque di noi andasse in un altro paese e si trovasse semplicemente senza documenti, da quella dogana non uscirebbe. Zaia, che poi parla di coerenza nell'operato del capo del Viminale. È inutile fare, come si può dire, esporre idee per mesi, per anni contro quel modello di gestione dell'immigrazione e poi andare a governare il Ministero degli Interni e gestire come ha fatto prima. La sinistra ha provato, ci ha provato per 7 anni, non ci è riuscita, adesso tocca a noi.